Salvatore Carta e sono l'amministratore di Xorovo. Xorovo è una spin-off dell'Università di Cagliari che si occupa di sviluppo software, in particolare si occupa dello sviluppo sta investendo moltissime delle sue risorse per lo sviluppo di tecnologie in campo mobile, quindi dispositivi quali iPhone, iPad, piuttosto che piattaforme Android, eccetera. Ho partecipato a questo evento nell'ottica di far vedere quali sono le tecnologie che esistono, quali fra quelle che esistono sono state sviluppate da noi per creare delle infrastrutture mobile per aiutare il turismo, per aiutare creare dei servizi per il turista che possa valorizzare meglio la sua permanenza nel territorio. Per essere chiari, applicazioni mobili, guide cittadine, guide museali, guide culturali, eccetera. La domanda se i social media possono essere un fattore decisivo nel turismo, evidentemente sì. I social media sono un fattore fondamentale in quanto il mondo sta cambiando. Io nel mio intervento ho detto: siamo andati a dormire che Facebook era qualcosa di strano, ci siamo svegliati che tutti avevano Facebook. E questo è un fatto, non è un'opinione, ci si deve adeguare. Uno di queste notti andremo a dormire che l'iPhone sono quelli un po' più fighetti, ci sveglieremo che tutti hanno un iPhone piuttosto che un altro dispositivo mobile, e questo cambia il modo in cui facciamo le cose. Una rivoluzione tecnologica che diventa una rivoluzione culturale e tutto si deve adeguare di conseguenza. Il turismo in maniera particolare, perché è un terreno sul quale ci si muove, sul quale si socializza, un terreno sul quale è molto importante avere le informazioni di prima mano da chi ha vissuto le esperienze, quindi più che leggere i dépliant, diciamo, della regione Sardegna, di un'altra regione, mi interessa sapere le opinioni dei turisti, magari di persone che hanno i miei gusti, dove sono andati, cosa hanno fatto, cosa gli è piaciuto, cosa non gli è piaciuto. Questo è il nuovo modo di vivere il turismo, e chi non si adegua rimane indietro, quindi bisogna adeguarsi. La speranza è quello per cui molti di noi stanno lavorando, è che la Sardegna si adegui il prima possibile.